Terza domenica di settembre, ore 17:33. Questa è la finale maschile del 24esimo Palio dei Mussi. Una manifestazione che ogni anno riempie completamente gli spalti che la circondano, grazie ad un segreto che le borgate di Riese sanno sfruttare al meglio e che vi svelerò lungo questo video. Ma andiamo per ordine. Prima della gara c'è la sfilata. Ore 14:30. Dal centro del paese tutti i protagonisti di questa manifestazione si dirigeranno al Mussodromo. In testa abbiamo le più alte cariche del paese, seguite dai numerosi giudici che avranno una grande responsabilità verso i fantini che li seguono. Ora è il turno delle borgate, che avanzano in maniera fiera, consapevoli del successo ottenuto la domenica precedente, intitolata Antichi mestieri e sapori di una volta, dove hanno dato sfoggio di tutta la loro grande ospitalità, a cominciare dalla borgata che quest'anno ha ospitato la presentazione del Palio. Ciao, questa è la borgata Pasotti. Prima. Ciao, sono Martina. Vai tranquilla, sì, vai tranquilla, vai. Ciao, sono Martina. Le specialità della borgata Pasotti sono portaia, uvi, formaggio cotto e grappa. Tornando alla sfilata, che ora è giunta a circa metà strada, si respira ancora un'aria rilassata, visibile dai bei sorrisi che si susseguono a raffica.
Arrivati al Mussodromo, le borgate prendono posto al centro del percorso, in una posizione privilegiata, sia per essere ammirate dagli spettatori che per far sentire ai propri fantini tutto il loro caloroso sostegno. Prima però di dare inizio alla competizione, verrà eseguito un balletto che concluderà la sfilata. Questa è la caratteristica di una borgata che la domenica precedente ci aveva accolti così. Ciao, benvenuti nella borgata Vallà. Allora, pronta? Vai, ciak! Ciao a tutti, sono Manuela. Le specialità della borgata Vallà sono gnocchi di patate, maialino allo spiedo e patate a spirale.
bussodromo nel frattempo è il turno dei ringraziamenti e degli elogi da parte delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche a chi ha reso possibile questa bellissima manifestazione, che attende solo la lettura del giuramento dei Fantini e l'omaggio ai 2 vincitori dello scorso anno, per cominciare. Ecco, vediamo i due. Omaggio che parte da Angela Berno della Borgata Vallacco e Stefano Gazzola, che porta i colori di una borgata che domenica scorsa ci aveva mostrato questo. Ciao, la Borgata delle Iare vi aspetta, andiamo. Ciao a tutti, io sono Serena. La specialità della nostra borgata sono il pane, i biscotti e le focacce fatte rigorosamente nel nostro forno a legna. Bene, ora è tempo di tornare da Stefano e da tutti gli altri fantini. Mentre si dirigono ai box, è forte l'emozione che trasmettono questi ragazzi, che esprime la voglia e la speranza di dare il massimo di se stessi per far privilegiare i colori della propria borgata. Ricordiamo che poi c'è stata anche la qualifica per i maschi che hanno visto, come vi ho detto prima, sono 25 punti. Questa è la scuderia Bocciato, io fai tanto.
po' lettura delle batterie, poi nella batteria B delle donne avremo Caroline Riga. Angela. Allora, siamo pronti. Dai. Le gare sono 10, 7 per i maschi e 3 per le femmine. Ed è proprio con loro che andiamo ad iniziare. Ora hanno solo il problema di salire velocemente e partire. Sale Angela, chi è? Qua, Angelica, qua, ferma qua. Caron Lonerla da che parte da là e Berno lì da questa parte. Partite in questo istante alle comando. Primo giro molto bene, tutto a posto, termina al Dangaria, mentre Berno Angela seconda e Fogale Angelica è terza. Questo ufficialmente l'ordine d'arrivo. Il viola è il colore della vincitrice di questa batteria e il viola è il colore della borgata che domenica 13 ci aveva dato il benvenuto così. Ciao, entrate nella borgata alla piazza. I piatti tipici della borgata alla piazza sono la trippa e salsiccia saltata con fagioli in salsa.